Le dico solo che noi abbiamo più di 1200 persone dislocate sul territorio ieri, di cui 300 adibite al servizio di sicurezza sulle strade, oltre a 40 moto di scorta tecnica che hanno intimato alla signora di fermarsi. È chiaro che una persona che ha un ruolo di scorta tecnica non ha le funzioni di pubblica sicurezza che ha un carabiniere o una polizia stradale. All'indomani dell'incidente che poteva trasformare in tragedia quella nata come una giornata di festa, il presidente della Sportful Dolomiti Race ritorna sul gesto sconsiderato della 76enne di Rivamonte che ieri verso le 8:30 del mattino ha forzato a bordo della sua auto il blocco stradale allestito nei pressi di Forcella Franche, travolgendo 3 ciclisti che stavano affrontando la competizione. Inutili i tentativi degli organizzatori di fermare la donna che successivamente dichiarerà ero in ritardo per la messa, un fatto che ha dell'incredibile e che rischia di gettare ombra su una delle più importanti competizioni di gran fondo a livello mondiale. L'organizzazione sta valutando di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni. Lo stiamo valutando con il nostro legale, in 48 ore usciremo con un comunicato stampa. Nulla hanno potuto i 3 ciclisti coinvolti che, uscendo da una curva cieca, si sono trovati di fronte alla Peugeot 206 dell'anziana. L'impatto è durissimo. Trasferiti all'ospedale di Agordo, nessuno risulta in pericolo di vita. 2 46enni, un bolognese e un lucchese, sono entrambi ricoverati con fratture multiple ed escoriazioni. Uno di loro è Stefano Cecchini, vincitore dell'edizione 2016 della gara, che ha postato sulla sua pagina Instagram le immagini drammatiche delle sue condizioni dopo l'impatto. 30 punti, 2 denti rotti, la rottura dell'omero. Meno grave il terzo coinvolto, un 34enne di Rovereto dimesso dopo poche ore e gli accertamenti del caso. E dopo lo spavento non manca lo sconcerto tra gli organizzatori dell'evento, al centro di una bufera su cui si è fatta poca chiarezza e tanta speculazione, con molti commenti accusatori sul web in merito alle presunte mancanze sul fronte della sicurezza. Su questo la risposta è perentoria. Sono 30 anni che organizzo Gran Fondo, ne ho organizzato in tutto il mondo. È la prima volta che un'auto forza un blocco e mi entra in gara. Passo per essere scrupoloso e soprattutto a livello organizzativo uno responsabile in cui non ci sono mai stati incidenti. Noi, dal punto di vista organizzativo, quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto.